Buongiorno cari amici, di nuovo in partenza dalle terre del Prosecco in direzione Slovenia. Oggi andiamo a Laško per farci un weekend di terme, poi al ritorno, visto che c'è l'occasione, ci fermeremo a Trieste per l'occasione della Barcolana. Ci vediamo più tardi. Lungo il nostro percorso in direzione Slovenia passiamo per questo centro molto grazioso che è considerato uno tra i borghi più belli d'Italia. Purtroppo non possiamo fermarci, dobbiamo proseguire, se no arriviamo tardi. Stiamo facendo un passo con un vento impetuoso che ci sposta. Speriamo di non ritornare a Trieste con una ventata. Stiamo scendendo da questo passo che non si sa che passo sia perché comunque la lingua non la capiamo, e sembra arrivato l'inverno da questa parte. E bei paesini. C'è sempre questa puzza di mucca continua, però c'è una leggera umidità, sembra quasi un posto da vampiri. Siamo arrivati a Lubiana, adesso attraversiamo il centro e poi ci fermiamo in qualche onteria ultra unta per assumere un po' di grassi, perché qua le temperature non sono proprio estive, bisogna un po' di grassi, strutto, lardo, ciccia. Bella. Verso Maribor bisogna andare. E palazzi. È una città molto molto grande. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Abbiamo trovato un posto che forse ci danno da mangiare. Devo guardare. Buongiorno, good morning, could we eat? Yeah, no problem. Ti va bene come posto conto questo? Sì. Ha detto che non è delicata. Vediamo adesso cosa ci portano. Abbiamo ordinato un cinghiale in ferry. Vediamo se ci sarà un piatto. Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're gonna. Poi è grosso. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Hey, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Siamo arrivati alla conclusione che la Slovenia ha dei bei paesaggi. Che cazzo, fra 500 metri? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no Una centrale elettrica. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system. Siamo quasi arrivati a Laško. Non abbiamo ancora trovato
lungo tutta la strada qua in Slovenia, cartelli, autovelox, attenzione, ritiriamo patente, ritiriamo tutto, niente, cartelli disseminati come non ci fosse un domani, niente, sembra di essere su un altro continente. Appena attraverseremo il confine con l'Italia ci saranno i cartelli 50, 40, 30, 60, attenzione, limite, ritiro patente, ritiro carta di identità, sospensione, multa, alt, stop, fermo, accelera, molla. Qua fuori per la strada ci sono le indicazioni indispensabili e qui stiamo per arrivare al birrificio. Qui alla nostra destra c'è il birrificio della birra Lasko, come dice anche il nome del paese. C'è anche la Lasko 0% alcol, va bene anche per noi, si vede già. Guarda che rubinetti. Qua non c'è però neanche un distributore, cacchio. Questo qua è il Park Termana, il benzinaio c'è fra poco, guarda là, preciso, bravissimi gli sloveni che ci hanno messo il distributore a fianco alle terme. Siamo arrivati in camera carina e c'è anche una bella vista sul fiume. Mai visto un ascensore così veloce? Ci viene a sgomitare con questi ascensori. Mai visto una roba del genere? Massaggio Thai. Buongiorno a tutti, ci mancano solo i vampiri qua oggi. Stiamo partendo adesso il nostro solito culo, giornata di sole bellissima, per fortuna si è alzata un po' la nebbia perché stamattina alle 8 non ci si vedeva una cica. Il fiume ça va bien? La bellezza di questi posti è che ci siano profumi molto naturali, forse troppo, magari un po' troppa puzza di cacca, di mucca, di maiale, però si sente ancora il profumo del sottobosco, dell'umidità, il profumo delle cose vive e non c'è lo stress di tutti i cartelli stradali che abbiamo in Italia. Quando vedi un cartello con limite di velocità sai che c'è un limite di velocità, o c'è qualcosa di importante, non vengono seminati come il grano nel campo. I cartelli qua hanno il loro significato e forse anche il loro costo, per quello che non ne mettono più di tanti, ma noi nel paese dei balocchi lanciamo i cartelli stradali come non ci fosse un domani.
E adesso ci facciamo un giretto in centro, visto che abbiamo sbagliato a guardare il navigatore. Ho visto un campanile e noi là in Italia vicino ai campanili ci sono le osterie. Vediamo se c'è un bar per bere un caffè. Abbiamo trovato l'onteria. Stiamo attenti a non toccare il verde, se no ci fanno fare il long lap. Siamo arrivati in centro a Trieste e c'è il disastro. È una festa che c'è gente da tutto il mondo, una roba internazionale.